mamma. No. Cos'è? Perché questa musica? Perché mi sento così basso? Quanto sei grande, posto? Aquilotto. Vi dicevo, io gioco finché non reggo, poi divido questa parte e poi dopo ne registrerò un'altra. Dopo, domani, caso marzo. Fatemi sapere se vi è piaciuta l'imitazione dei Gaggi e dei Gaurri, dei Tamarri di Cagliari. Cioè, capito, mica. Ma lei che sei solo scoppiato. Qua c'è un bug. Let's go, baby. Allora, su o giù? Io direi tutto giù. Tutto dentro. Allora, prima giù. E no che zimmini. This horrible place. Minchia, è una figata sto posto. Cioè, peccato per il fatto che è pieno di mostri. Però è una spezia. Dai, dimmi che da qua si va e è finita la mod. E questo si può accendere? No, questa è depide acqua santa. Front gate, non ci vado neanche morto per ora. Neanche qua? No, io non... Volevo prima vedere tutto quello che c'è qua. Tra l'altro ci sono tutte le luci del mio case che mi stanno venendo... Mamma. Cioè, ma non era meglio una sana partita Call of Duty? Puttana, oh. Guarda, facciamo come Saburo24 per chi di voi lo conosce. Li togliamo le teste così siamo sicuri che non si rianimano. Andiamo alla Walter's Room and Storage. Ecco qua. Mamma. Meno male che c'è ste luce su manco. Meno male che c'è un po' di luce almeno. Ah, questo è un... Da dove cazzo è arrivato il suono? Mamma, il terrore. Cioè, io sono uno di quelli che coi giochi non si è mai spaventato in vita. In vita propria. Ascolta, fai una cosa, Belige tu. Non ti puoi spostare? Non scherziamo, tutti... Ah, manco male se ne botta Sollu. Meno male che ne abbiamo di olio. Tu ti devi spostare. Anche perché sotto c'è roba. Ah no. Come la spingo? Non si può. E come mi nascondo io negli armadi? Questa si può spostare, vero? Di dove... Ci entro così. Porca. C'è sta una gadina a noi. C'è una sedia qui. C'è un cazzo qua dentro. Questi armadi sembrano apribili. Oh, perfetto. Secondo me è proprio che perché sembrano... Cioè, raga, non mi sono ancora spaventato abbastanza in questa sessione di gioco. Quindi secondo me fra un po' succede qualcosa di molto grave. Via. Allora, queste due porte amorevolmente restano aperte. Dove sono arrivato io? Da lì. No, da qui. No, da qui. Oh, beh. C'è un'altra porta. Via. L'avete sentito anche voi? Mai che ci fosse una cazzo. Cazzo, c'è un... Mamma, i brividi. Meno male che non sono... Ma questa cos'è? Una lanterna? Meno male che non sono uno di quelli che urla, perché altrimenti sentivate i miei genitori. Dicevo, c'è un casino di fuochi, luci, ovunque, ma... Cioè, non si vede una pilla lo stesso.
strano. Non voglio dire... Allora, queste scatole mi partono in faccia, ne sono sicuro, come nel primo episodio. Se non l'avete visto, tra l'altro... Ve lo metto in descrizione per sicurezza, perché... Eccola là, una mamara burda! Minchia, lo sapevo, mi inciso cagà su proprio. Che poi vi devo tradurre ogni... Che mi sono preso un infarto anche per sto coso. Che poi devo tradurre ogni volta perché, cioè, raga, essendo sardo non si può frastimare, maledire, come si dice... Maledicere, no. Non si può non maledire in sardo. Cos'è? Knocking on Heaven Doors. Che cazzo c'entra poi? Volevo dire Starway to Heaven. Comunque. Cos'è che ho detto? Una memoria... Boh, non me lo ricordo. Ah, ho detto... Lo sapevo ma mi sono cagato lo stesso. Ma mi sono cagato su proprio. Questa cos'è? Deve essere Polibio. No, Laudano. Polibio. Chi era Polibio? Non mi dà ricordo. Non me lo ricordo. Basta questi rumori, per favore. Che ore sono? 4:30. Abbiamo dato tanti baci. Ci sono i fascisti. Raga, ci sono 2 fascistoni lì. Facciamo così, andiamo prima qua. E schiaccia. Minchia, questi mi... Anzi, io non voglio prendere quel cazzo di foglietto perché voglio prima cercarmi un posto sicuro in cui nascondere. No, non dirmi che... Ah, ok, pensavo fosse qualche enigma. Qua però non ce n'è posti sicuri per... Oh, bella! Basta quei rumori. Mamma, io non so cosa fare. Prendo l'altro foglietto prima, dai. Minchia, oh. Mi chiudono pure la porta in faccia. Com'è questa maleducanza? Allora, siamo scappati. Ho visto cose terribili. Non so cosa vuol dire. Chiunque stia leggendo questo. Allora, devo trovare Benjamin. If you are reading this e no... Allora, se leggi questo e sai dov'è Benjamin, dimmelo. Ah, no. Digli di scappare dal castello. The front gate been broken. Ah, è stato distrutto il... Cioè, è rotto il cancello frontale. The orb non so cos'è, ma è distrutto anche quello. Sì, perché guardo lì? Lì c'è la luce, la webcam è qua. La webcam. There is only... C'è soltanto una via. Trova i pezzi mancanti di Orb. Orb da oggi è il nostro migliore amico. And find out who created the monster. Ah, ok. We've got to keep moving. Dobbiamo muovere il culo per... Poi, excuse my language, but I fucking hate barrels. Cos'è barrels? Non ho idea. Però, raga, excuse my language. Oh, una mamma... Basta! Via! Minchia. Che poi, meno male che oggi sto registrando, ci sono a casa i miei genitori. Perché così, se ho paura, vado nel loro lettone e mi metto in mezzo. No, scherzando. Però almeno non mi prendono infarti, perché so... Invece l'altra volta che avevo registrato era quest'estate. Io chiuderei la porta prima di prendere quel foglio. Era quest'estate ed ero da solo. E guardo là, non c'è niente. Idiota. Ed ero... Allora. Oh, bene, bene, bene. Ho la chiave della stanza da letto di Walter. Mi ha detto di prenderla e nasconderla. Bella, nascostissima proprio. Game developed side note. Ah, if you play the Elder Scrolls Skyrim and you understand what Fus Roda is, you can use that to destroy the door. Click the door instead of using the key.
Cosa vuol dire? Cioè, praticamente dice che se io conosco Skyrim e so che cos'è Fusroda, posso usarlo per distruggere la porta al posto di usare la chiave. Ma noi lo facciamo sicuramente, perché voglio vedere che cazzo è. Non è che funziona tipo in Verbi Virtus e mi devo urlare Fusroda! Minchia, forte sei, Ciccio. Speriamo che li stai ancora registrando. Ma adesso faccio una pausetta, perché così mi accerto che abbia registrato la faccina. Vi piaccio, eh? Basta. Non devo far vedere quanto sono brutto. Qua siamo già stati. Giusto, dobbiamo entrare qua. Cos'è questa? Walter Fusroda, canne mamarabagassa, mi ci has fatto cacà. Ma vaffanculo. Minchia. E meno male che c'era scritto, puoi usare la cosa per... Che poi mi viene... Un quadro. Ecco, sapevo. Merda. Una chiave. Non la voglio prendere. Apri! Minchia. Direi che lo sapevo perché avevo letto che... Cos'è? Ho raccolto una corda. Oh, ma si apre? Non posso usare Fusroda ora. Che cazzo Zeus? Zeus Skyrim non fa usare Fusroda. Presa la chiave. Però io mi sto fottendo tutta la cosa. Poi rimango inculato. Mi dimentico, raga. Questo è piscio. Bella Ollu. Laudano, olio. Ci facciamo una partita a calcio. Boom. No, però ho preso tutto qua, sì. Dovini è qua. Allora, ci mettiamo. Come si giravano le cose? Boh. Vabbè. No, più buio. Porco due. Mamma, l'infarti. Lì, quella è una porta. Appago. Ma io... Perché? Meglio che sia chiusa, sinceramente. Fusroda non fa. Fusroda! Cos'è? Un quedebocco. Ho raccolto il pezzo di una orb. Looks like part of the orb that opens the front gate. What's it doing down here? Sto già iniziando a sentire troppi rumori sospetti. Io spero che non vi annoi, Cristo. Perché io mi sto divertendo. Cioè, divertire, nel senso, per me divertire, ve l'avevo già detto, è provare qualcosa di diverso. Siccome mi sto cagando a pizzus, e siccome mi sto cagando addosso, sto provando qualcosa di diverso. Basta, però ho bisogno di una pausa. Alla prossima porta, raga, pausa. Abbiamo trovato il pezzo della sfera, senti potete andare a casino.